Cari amici, buongiorno. Oggi parliamo di un aspetto che interessa molti di noi, un aspetto che dal punto di vista del diritto sta creando alcune perplessità. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al rapporto, chiamiamolo di amicizia e di lavoro, che si instaura a volte tra conoscenti e familiari. Ad esempio, che sarà capitato a tutti di dare la mano ad un amico per completare magari alcuni lavori di manutenzione edilizia, di giardinaggio. Ecco, bene, in questi casi qua, rapporti ovviamente amicali o di riconoscenza o di contraccambio rispetto a favori precedentemente ricevuti, ovviamente possono presentare degli aspetti, come da una sentenza della Corte di Cassazione di poco tempo fa, che lasciano perplessi. A cosa mi riferisco? Ci aiutiamo in questi casi con un esempio concreto. La vicenda nasce da un signore che chiede al genero di farsi aiutare in questi lavori di manutenzione edilizia. Il genero chiede l'aiuto di un amico, poi per una manovra errata un escavatore si rovescia e provoca la morte della terza persona. In questo caso ovviamente si apre un procedimento penale, perché con un morto questo è obbligatorio. Cosa succede però? Succede che la procura, tra i capi di imputazione, oltre al 589, quello per l'omicidio colposo, applica anche il secondo comma del 589, ovvero il non aver rispettato, e quindi aver violato, le norme di prevenzione sugli infortuni. Allora, e quindi non è cosa di poco conto, perché il secondo comma, mentre il primo comma parte da una pena da 6 mesi, scusate, a 5 anni, il secondo parte da 2 anni a 7 anni, quindi c'è una differenza sostanziale. Ma il problema nasce dal perché all'interno di un rapporto cosiddetto amicale o familiare si debba applicare la normativa sulla tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro, perché obiettivamente l'impianto normativo non dice tutt'altro, e adesso magari lo vedremo velocemente, perché la Cassazione dice no, si applicano sempre e comunque in ogni luogo, basta che il luogo sia suscettibile di essere definito luogo di lavoro, quindi anche l'occasionalità non crea discrimine da questo punto di vista. Ovviamente questo trova uno iato e anche una contraddizione con l'intero impianto normativo. Perché? Perché se andiamo a esaminare l'impianto della sicurezza sul lavoro, quindi il decreto legislativo 81 del 2008, che è l'architrave di tutto il sistema antinfortunistico, ovviamente ci troviamo in una situazione di contraddizione, perché ad esempio l'articolo 2 ha la sola definizione di lavoro, di lavoratore, anzi scusate, lo specifica come una persona inserita all'interno di un'attività organizzata, cosa che non si può dire di un rapporto amicale o familiare, dove vi è evidentemente il difetto dell'organizzazione. Poi, dal punto di vista anche della stessa materia penale, c'è un'ulteriore perplessità, perché tutti i reati della materia penale del lavoro sono tutti reati propri, ossia sono tutti reati che per essere qualificati come tali devono essere, la persona che lo compie deve rivestire una qualifica ben precisa, e difatti sempre l'impianto normativo del decreto legislativo 81 indica le persone responsabili, datore di lavoro, articolo 17, progettisti, installatori, montatori, dirigenti, preposti, responsabile della sicurezza sul lavoro, il medico competente. Quindi vi è una parcellizzazione, no, in questo, all'interno della distribuzione del rischio, che serve a individuare, oltre a una corretta gestione del rischio, ma anche a individuare i responsabili. Quindi non si capisce un amico, un conoscente, che ruolo possa avere da questo punto di vista. Quindi è un po' contraddittoria, anche perché porterebbe, mantenendo questo tipo di interpretazione, porterebbe a delle conseguenze che sono paradossali, perché allora vorrebbe dire che le persone che ci danno una mano nei lavori, come abbiamo detto, di piccolo cabotaggio o abbiamo detto di giardinaggio, di manutenzione edilizia, qualsiasi altro tipo di attività, allora vorrebbe dire che queste persone
potrebbero rivendicare un posto di lavoro, cioè una retribuzione, un compenso, senza contare le gravi conseguenze dal punto di vista penale. Quindi obiettivamente questa impostazione ha lasciato molte perplessità. Ci auguriamo che in futuro la Cassazione ritorni sui propri passi e definisca in maniera chiara e dia una lettura maggiormente conforme a quella che è la realtà di fatto. Se dobbiamo dare un consiglio, augurandoci sempre che la Cassazione muti il suo attuale indirizzo, dobbiamo tenere presente che nell'affidare alcuni compiti a dei nostri amici, conoscenti o familiari, che dir si voglia, dobbiamo valutare bene di che tipo di rischio andiamo incontro, perché se l'attività in sé è intrinsecamente pericolosa, tipo dobbiamo andare sul tetto, dobbiamo montare un'impalcatura, dove c'è una potenzialità di rischio elevata, dobbiamo sapere che si rischia non solo l'imputazione poi per la colposità dell'evento, ma anche l'aggravante che pesa, e non poco, come ho già detto, sulla violazione delle norme antinfortunistica. Quindi attenzione, valutate bene nel momento in cui vi accordate con i vostri familiari o conoscenti per questo tipo di attività, che nel caso di attività particolarmente pericolose bisogna predisporre una serie di cautele e si va incontro a dei rischi che potrebbero risultare particolarmente pesanti e spiacevoli.